Euroregione News. GeoNOS, applicazione innovativa per gli odori. Quando gli odori ambientali sono un problema, possono non bastare le sole tecniche di analisi chimico-fisica a risolverlo. Diventa necessario allora affiancare a queste tecniche delle metodologie sensoriali di olfattometria dinamica che coinvolge i nasi di persone selezionate. In questo campo agisce la spin-off universitaria LOD, laboratorio di olfattometria dinamica, nato dalla compartecipazione del gruppo Luci, Friuli Innovazione e Università di Udine e che fornisce anche consulenze normative e formative. Unico laboratorio in Italia ad essere dotato di una camera di olfattometria e di una camera rinoanalitica secondo le norme UNIEN. LOD ha messo a punto GeoNOS, innovativo software di servizio che, utilizzando le persone come sensori, organizza attraverso una app abbinata ad un portale la raccolta georeferenziata dei dati odori sul territorio. È rivolto a pubbliche amministrazioni, aziende private ed enti di controllo. Il servizio, già operativo e gratuitamente scaricabile, è stato presentato a Palazzo Torriani a Udine, sede di Confindustria, con interventi della presidente Anna Mareschi Danieli, del presidente del gruppo Luci Adriano Luci, del prorettore vicario dell'Università di Udine Angelo Montanari, del presidente di Friuli Innovazione Germano Scarpa e dell'amministrazione delegato e del direttore tecnico di LOD, rispettivamente Riccardo Snidar e Silvia Rivilli. La presidente di Confindustria si è soffermata sulla sostenibilità ambientale e quella aziendale, che non possono esserci l'una senza cultura e l'altra senza tecnologia. Quindi tecnologia e cultura alla base della sostenibilità, e strumenti come GeoNOS sono utili a prevenire conflitti ambientali tra cittadini e aziende. Riccardo Snidar, amministratore delegato di LOD, ci ha precisato il dato di partenza del progetto. C'è una norma UNI che permette il monitoraggio di un'eventuale situazione d'origine sul territorio attraverso l'impiego dei cittadini. Il canovaccio di questa norma ci ha fatto riflettere. Questo tipo di monitoraggio era effettuato attraverso dei questionari che lasciavano spazio a interpretazioni, strumentalizzazioni. Questa applicazione permette di avere certezza sui risultati. Le persone che danno il giudizio vengono testate normalmente, seguendo la norma, quindi sono persone che danno un numero utile. Nell'ambito di specifici progetti di monitoraggio avviabili da enti e aziende, GeoNOS consente su 3 livelli, Basic, Advanced e Premium, sia le segnalazioni di molestie olfattive da parte di cittadini che l'azione di esperti accreditati nell'individuazione dei dati odore, dati che poi vengono elaborati per risalire alle cause delle situazioni d'origine per valutarne l'impatto olfattivo sul territorio. Adriano Luci, presidente del gruppo Luci. Un'applicazione che viene utilizzata per gli smartphone, che consente di georeferenziare e inviare delle informazioni in merito alle emissioni d'origine. Mi spiego meglio. Siamo in grado di inviare delle persone su un posto specifico, capire in che posizione si trovano, capire in che condizioni atmosferiche si trovano e farci mandare tutta una serie di informazioni che possono determinare da che parte nasce il problema. Ovviamente poi, una volta conosciuto il problema, bisogna elaborare i dati per proporre eventuali soluzioni. Però questo è un metodo per informare in maniera scientifica di un problema che alle volte può anche determinare la chiusura di alcune aziende, sia che siano aziende industriali oppure allevamenti o comunque opifici che possono in qualche modo emettere odori sgradevoli. Quindi il campo di applicazione è vasto, e chi può utilizzare questa applicazione? Allora, il campo di applicazione è sicuramente vasto, è un'applicazione gratuita, ci si deve solo accreditare, in modo che la persona che manda le informazioni deve essere comunque riconosciuta, e il campo di applicazione può andare dal settore industriale, al settore degli allevamenti, dalla ristorazione, piuttosto che qualsiasi attività economica che in qualche modo può provocare degli odori non gradevoli. Ma il vero, la novità è che possiamo dare una risposta scientifica a un problema che alle volte viene rappresentato solo in modo soggettivo, quindi ad esempio un odore che per me potrebbe essere un buon odore, per lei è un cattivo odore o viceversa. Invece una base scientifica credo sia fondamentale per determinare se questo è un problema che può essere risolto e su che base. Lei ha parlato di applicazione gratuita, quindi è liberamente scaricabile da tutti?
sì, è liberamente scaricabile e bisogna accreditarsi perché giustamente bisogna avere le condizioni. Poi ci sono varie fasi, se si vuole arricchire poi ci sono delle situazioni diverse che possono essere integrate e chiaramente quelle hanno altre condizioni. Comunque questo è uno strumento che vuole essere un elemento di condivisione, no? Di quello che sono le problematiche e soprattutto di una condivisione di impatto ambientale di quello che può essere un'attività. Euroregioni News.